Il petit four che stiamo per fare si chiama tiramisù al bacio. È la rivisitazione del bacio di dama in chiave tiramisù moderno. Faremo un frollino stampato a base diamante, quindi una frolla diamante, arabica con all'interno della polvere di caffè. In più avremo una ganache al tiramisù e al centro metteremo un gelé al caffè amaro. Ma procediamo con la ganache al tiramisù. Scaldiamo la panna, portandola a ebollizione ovviamente. Gli altri ingredienti sono cioccolato bianco, burro di cacao, gelatina ammorbidita, abbiamo qua del marsala cremovo, del Vov, mascarpone e biscotto savoiardo sbriciolato. Appena la panna stacca il bollore, la versiamo all'interno della nostra base. In questo caso, essendo molto meno la panna in proporzione, la possiamo mettere subito. Appena il composto avrà la giusta cremosità, aggiungiamo gli alcolici . Il savoiardo . Ed infine il mascarpone. Mettiamo la nostra ganache in sac à poche e facciamo stabilizzare in frigorifero per 4-6 ore. Abbiamo fatto una frolla diamante a base di caffè, quindi una frolla arabica con una punta di cacao, come potete ben vedere, stesa a 3 mm. Adesso andremo a copparla
e la stendiamo su un foglio di Forosil capovolta. La stendiamo capovolta perché così abbiamo già una base piatta. È molto importante usare un foglio Forosil perché la frolla si aggrapperà al foglio e manterrà la forma. Adesso siamo pronti a cuocerli, li possiamo cuocere a circa 140-150 gradi per 15-20 minuti. Procediamo adesso con il montaggio dei tiramisù al bacio. Facciamo con la ganache al tiramisù la parte esterna dei diamantini, formando un quadrato con il buco al centro. Procediamo mettendo della gelatina fatta con pectina, caffè e acqua. È fondamentale che sia bella amara, bella strong, perché così bilancerà i nostri diamantini. Adesso passiamo a chiudere . Lavoriamo a questo punto sui perimetri, pareggiandoli, eliminando l'eccesso e dando la forma squadrata al nostro diamante. I nostri tiramisù al bacio sono pronti. Consiglio sempre di lasciarli stabilizzare in frigo per circa un'oretta prima di essere serviti.